Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Qua voglio veramente farti vedere come una terapia educativa, una terapia che va quindi a modificare la concezione del dolore, può essere di grande vantaggio sull'emicrania in particolare. Se stai soffrendo da emicrania da diversi mesi, se non anni, hai provato diverse terapie alternative e non, questo non hai avuto risultato, questo video ti farà capire che ci sono delle soluzioni, non solo alternative, ma proprio che danno supporto a quelle già in atto, assolutamente naturali, che potrebbero darti un grande beneficio e probabilmente nessuno ti ha detto. Appunto ti voglio far vedere in questo video uno degli studi che ho trovato in rete sulla la letteratura scientifica, database di medici. È uno studio abbastanza recente del 2019 che appunto ci fa capire come si può veramente usare semplicemente l'informazione che oggi abbiamo per ritornare a stare bene senza assolutamente nessun farmaco e senza terapie manuali, ok? Non manuali e neanche farmacologiche. Quindi alla fine di questo video capirai veramente che si può fare molto e ti darò qualche informazione veramente utile e pratica per iniziare sin da subito, appena finisci questo video. Chi sono io per dirti questo? Fammi presentare, io sono Alessio Veneziano, se non mi conosci sono un fisioterapista, fondatore di Veneziano Therapy. Attraverso video come questo, articoli, ho un videocorso che si chiama Neurobalance, un ebook, comunque infoprodotti o coaching addirittura insomma uno a uno con me, sia in persona che in videoconferenza, in video attraverso Zoom, aiuto persone che soffrono da dolori cronici di tipologia neuroplastica o nociplastica. Non voglio troppo confonderti le idee, semplicemente sono dolori che non hanno assolutamente nessuna causa strutturale, che però vengono alimentati da un sistema nervoso ipersensibile. Appunto, l'emicrania, il topic di questo video, è una di quelle tipologie di dolori nociplastici, ovvero che la maggior parte di queste problematiche arriva da un sistema nervoso che è stato creato e va in ipersensibilità e quindi crea tutta una serie di problematiche e sintomi. Il dolore alla testa, l'emicrania, è uno dei tanti del dolore nociplastico, semplicemente in questo caso a te, se soffri di emicrania, si è sviluppato nella testa, ma si può sviluppare in altre parti del corpo, ok? Il classico dolore nociplastico, per fartelo capire, papale papale, è la fibromialgia. Quindi spero che in questo video ti dico qualcosa che nessuno ti ha mai detto e quindi che arriverai a un graduale benessere nelle prossime settimane. Allora, ti faccio vedere il mio schermo così capisci di che cosa voglio parlarti. Eccoci qua. Allora, vediamo se mi vedi bene qui. Allora, lo studio scientifico del 2019 è uno studio che, se puoi vedere, lo puoi semplicemente copiare e incollare questo titolo su Google, oppure magari te lo metto in descrizione di questo video per farti vedere bene di cosa si tratta. In questo studio spagnolo è stata usata una terapia educazionale per la gestione dell'emicrania. Questo è uno dei pochissimi, se non, sono pochi, sono veramente pochi gli approcci di questo tipo nella letteratura scientifica, però stanno arrivando veramente sempre con più forza, nel senso che negli ultimi 10-15 anni vedo arrivare questi studi con molta frequenza, ok? Nonostante sono pochi. Cosa hanno fatto? Hanno preso semplicemente 110 pazienti circa, li hanno divisi in due, hanno diviso due gruppi, quindi facciamo 50 e 50, ok? Per fartela più semplice. Nel primo gruppo hanno fatto una terapia di 4 settimane con una terapia educativa, 4 settimane dove una volta a settimana per un'ora e 45 un terapista, in questo caso era un neurofisiologo, spiegava
come il dolore influenzava, come il dolore veniva creato, come veniva perpetuato nel tempo. Ti dirò bene l'intervento di questo studio tra pochissimo. E nelle altre 50 persone semplicemente non hanno fatto nessun intervento, quindi hanno continuato a fare le solite cure che erano disponibili per loro, ok? Quindi potrebbero essere farmacologiche oppure non hanno fatto assolutamente nessuna cura. Quindi hanno diviso appunto due gruppi, ok? Una terapia educativa, secondo gruppo nessuna terapia. Cosa hanno visto durante quali sono i risultati? Ok, i risultati sono questi. Il livello di disabilità è diminuito dell'almeno 50% nel 68,9% del primo gruppo. Hanno avuto un decremento dell'almeno 50% nel livello di disabilità. Cosa vuol dire disabilità? Semplicemente sono ritornati a fare le attività che facevano prima del dolore normalmente, ok? Potrebbe essere semplicemente il fatto di ritornare a dormire bene, di ritornare a camminare bene, insomma, tutte quelle attività che non erano possibili fare a causa del dolore. Bada bene che questo numero, anche se tu puoi pensare che il 50, qua stiamo parlando di un intervento non farmacologico, ok? Che non ha assolutamente nessun effetto collaterale. Questo è da dire perché la maggior parte dei dolori, delle terapie oggi disponibili per l'emicrania sono di tipo farmacologico, con tutta una serie di effetti collaterali che susseguono. Quindi questo è incredibile, è veramente incredibile come una terapia di questo genere possa avere effetto. Ora voglio parlarti appunto di che cosa che hanno fatto in questo intervento per farti capire come puoi anche tu accedere a queste informazioni, iniziare questo processo, mettere in test queste informazioni per la tua emicrania, ok? In questo studio, nella prima parte, hanno fatto un'ora e 45, quindi queste persone per 4 settimane, una volta a settimana, questo medico neurofisiologo per un'ora e 45, una volta a settimana, semplicemente ha spiegato attraverso dei supporti audio-video come funzionava il dolore, semplicemente dicendo che il dolore non era sinonimo di danneggiamento, come veniva creato nel sistema nervoso, e come veniva memorizzato nel sistema nervoso, il fatto per cui il tuo sistema nervoso va in ipersensibilità, perché va in ipersensibilità, quali sono i fattori, magari ci sono dei fattori di stress, magari dei fattori emotivi, magari dei fattori di paura, perché molte volte quando noi abbiamo dolore, soprattutto l'emicrania, non riusciamo a fare le cose che facevamo prima e più questa cosa si perpetua nei mesi, negli anni, meno cose facciamo, ok? E questo evitare le attività fisiche è un grande problema. Quindi si pensa, se io inizio a fare attività fisica, il dolore ricomincerà. Non capendo come funziona il dolore, non riusciamo a controllarlo. E a questo punto il dolore controlla la nostra vita. Attraverso la terapia educativa, questo si cambia, la funzione del dolore cambia, perché iniziamo a capire che riusciamo in realtà a modificare il dolore se sappiamo come funziona. Quindi ora tu in questo momento non hai accesso a questo percorso educativo come l'hanno avuto loro, ma hai accesso a del materiale di supporto. Il loro materiale di supporto erano due libri, uno che è in spagnolo, ok? Questo Migraine a Brain Nightmare, ok? Semplicemente in inglese tradotto dallo spagnolo, un incubo, l'emicrania è un incubo del cervello. E il secondo che si trova questo in inglese, di Butler e Mosley, si chiama Explain Pain, quindi spiegare il dolore. Questo è uno dei libri che io ho scaricato, ho comprato e ho basato tutto quello che io divulgo attraverso i miei canali e anche per quello che ho studiato in questi anni all'università, piuttosto che attraverso il coaching e l'esperienza con i clienti, è la stessa cosa che troveresti in questi libri. Questo libro
Ora costa ben 156 euro la copertina flessibile, 28 euro l'edizione Kindle, ok? Sono comunque prezzi abbastanza alti per un Kindle e molto alti rispetto per un libro. Quello che faccio io, se vuoi avere accesso a questo percorso, posso darti tre principali accessi: quello appunto educativo attraverso il mio corso che si chiama Neurobalance. Ti metterò il link in descrizione, dove potrai andare a capire veramente con dei video esplicativi come funziona il dolore. Un altro aspetto, un'altra possibilità che posso metterti a disposizione è quella del coaching uno a uno, quindi spiegarti queste informazioni attraverso un percorso di coaching, un percorso di terapia attraverso appunto Zoom, se non sei nelle mie parti di Cagliari, in Sardegna. E un altro percorso è appunto quello semplicemente di seguire la mia newsletter. Come fai per seguire la mia newsletter? Vai sul mio sito web venezianotherapy.com, nella prima home page, nella pagina dove arriverai a capire che potrai scaricarti un ebook. Il primo ebook è gratuito e capirai veramente tantissime cose sul dolore. Questo libro che io adesso ho scaricato è un libro appunto che ti spiega, questo di Butler, ok? È in inglese, quindi la maggior parte di noi italiani, purtroppo, per noi italiani diventa particolarmente difficile se non sai la lingua. E non esistono libri in italiano di questa portata. Quindi è tutto o tradotto o riportato da italiani come me in Italia, spiegando semplicemente come funzionano questi meccanismi. Purtroppo, anche in ambito clinico, i nostri medici oggi sono molto ignoranti riguardo a questo aspetto del dolore, al fatto di spiegare che il dolore non è un sinonimo di danneggiamento, nella maggior parte dei casi, almeno nei dolori nociplastici non lo è. E quindi questi libri ti possono aprire veramente la mente, è veramente una cura, come hai visto in questo studio, ok? Perché non hanno fatto altro che leggere e capire delle informazioni, ok? Il fatto che ci sono degli allarmi che vanno dal cervello verso il corpo, il fatto che le nostre ossa, i nostri dischi, la nostra postura, quindi la nostra struttura del corpo, anche qualora non fosse allineata come si pensa, non crea in realtà disturbi al corpo. Questo deve essere chiaro. Quindi in questo video semplicemente ti ho fatto vedere che esiste un approccio, ed è questo è quello lì che abbiamo visto attraverso l'educazione al dolore. Nell'educazione al dolore, che è un percorso molto intenso, ok? Infatti loro l'hanno fatto in 4 settimane, un'ora e tre, quindi siamo sopra le 5 ore di insegnamento. Cosa si è andato a fare? Si va semplicemente a spiegare la neurobiologia del dolore. Cosa vuol dire? La neurobiologia del dolore comprende il ruolo del sistema nervoso, dei neuroni, dei neurotrasmettitori nella percezione del dolore. Si va a spiegare le vie del dolore, quindi descrivere le vie attraverso le quali i segnali del dolore si spostano dal sito di lesione o stimolo al cervello, evidenziando le diverse strutture coinvolte. Uno pensa che il dolore arriva direttamente dove arriva il sintomo. Invece il dolore arriva dal cervello, ma non perché te lo inventi, semplicemente perché il cervello lo crea. Poi si va appunto a spiegare come il sistema nervoso, sia quello periferico, quello che sta lontano dal tuo cervello, che quello centrale, quindi il cervello stesso, vanno in ipersensibilità. Com'è possibile che vai in ipersensibilità e quindi si perpetua il dolore anche qualora un'attività normalmente non dovrebbe causare il dolore, come per esempio per chi soffre di dolore chi soffre di dolore emicranico, all'emicrania, magari soffre da semplicemente sentire degli odori, ok? O magari il tempo atmosferico che cambia e causa dei sintomi. Normalmente queste cose non dovrebbero causare dolore, ma attraverso la sensibilizzazione centrale e periferica, e si spiega semplicemente come avviene questo, che per anni e decenni
I fattori psicologici e sociali, quindi sottolineare l'influenza di questi fattori come emozioni, credenze. Credenze cosa vuol dire? Semplicemente pensare che il tuo problema sia perché un nervo è schiacciato piuttosto che infiammazione dei tessuti o postura o la dieta che non va bene o il fatto di avere un'ernia che crea il dolore. In realtà molte volte questi sono miti perché non abbiamo una diagnosi chiara che dice il tuo problema è strutturale, anzi, tutt'altro. E lo stress, infatti, è quello che crea il dolore, esperienza del dolore. Il dolore può essere modulato, quindi se il dolore viene registrato nel corpo con una sensibilizzazione, quindi un aumento del volume del sistema nervoso, scusami, lo puoi anche abbassare questo volume attraverso appunto, per esempio, la terapia educativa o altri esercizi somatici che io insegno nel mio percorso. Il modello biopsicosociale, quindi il fatto che non c'è solo il dolore dal punto di vista biologico, quindi nel corpo, ma anche il dolore psicologico è dato, quindi da stress o avvenimenti sociali. Ok, questi sono tutti fattori che devono essere presi in considerazione e non possono essere divisi in un trattamento. La connessione mente-corpo. Questo ti fa capire che se tu pensi in un certo modo, capisci delle informazioni in un certo modo, il corpo processa queste informazioni e dà un sintomo diverso da quello che hai avuto fino ad oggi. Quindi c'è una connessione tra mente e corpo. Le opzioni di trattamento appunto si discutono in questa prima parte. Nel mio percorso si parla di tracciamento somatico, mindfulness, scrittura espressiva, movimento fisico graduale. Queste sono le prime cose che faccio sempre fare nello step 2, ok? Dopo questo step grande. Questo ti dà quindi molta autonomia, quindi siamo arrivati alla fine, ti dà molta autonomia che un percorso di questo tipo ti fa andare, ti fa stare molto più tranquillo rispetto a prima, perché capisci che tu hai il controllo sul dolore e non è il dolore che ha il controllo su di te. Quando arriva hai gli strumenti per controllarlo, senza assolutamente aver bisogno di farmaci. Se il farmaco c'è, diciamo che piano piano con l'aiuto anche del tuo medico si va sempre a decrementare fino a che non esiste più l'assunzione del farmaco. Molte volte appunto la problematica è di togliere questi farmaci perché sono diventati totalmente dipendenti. Quindi questo è un approccio che si fa in modo con pazienza, in modo incrementale, piano piano. Se vuoi andare a fondo su questo percorso, ti posso quindi dare l'accesso al mio videocorso che è in uscita tra pochissime settimane. Se vedi questo video nel momento in cui non è ancora pubblicato, ti puoi semplicemente inserire in lista di attesa. Se vuoi avere un altro supporto, diciamo, uno a uno attraverso un percorso personalizzato, ti metterò i link in descrizione per capire come procedere. Spero che questo video ti è stato d'aiuto. Se hai dei commenti o dubbi, non esitare a scrivermi nei commenti iscriviti al canale, metti un mi piace se questo ti è stato d'aiuto perché fa sì che l'algoritmo di YouTube mi permetta di fare vedere questo video a più persone possibili che magari ne hanno bisogno come nel tuo caso. Ok? Grazie e alla prossima.